L'Arsenale, costruito nel 1861, è uno dei più pregevoli esempi di architettura militare austriaca. Dismesso dall'esercito nel 1996, è aperto al pubblico e utilizzato come parco e anche come parcheggio. Qualche padiglione viene usato per mostre o altre attività culturali, però si può dire che da quasi 20 anni questo enorme complesso monumentale è in stato di completo abbandono, privo di manutenzione e molti edifici sono pericolanti. Le amministrazioni comunali che si sono susseguite fino ad oggi non sono riuscite a togliere l'Arsenale dal degrado, per questioni economiche, ma anche per l'incapacità di elaborare una soluzione adatta e percorribile. L'idea di farne un museo, sostenuta da più parti, è stata una delle principali cause della mancata soluzione del problema. L'Arsenale è troppo grande per pensare a una destinazione unitaria. Peggio ancora se si pensa di farne un museo. E poi, museo di che cosa? Ce ne sono già, e tutti più o meno in crisi. L'Arsenale è un pezzo di città, così va considerato se si vuol fare un progetto serio per salvarlo e valorizzarlo. L'amministrazione Tosi, rispetto alle precedenti, ha fatto un salto di qualità proponendo una destinazione plurale, pubblica e privata, col sistema del project financing, ma i 90 anni di concessione all'impresa costruttrice non sono piaciuti. Ora pare che esca una soluzione con tempi di concessioni più brevi, ma sempre nell'ottica di considerare questo stupendo complesso un pezzo di città. Speriamo sia la volta buona.